Si è svolta ieri la manifestazione organizzata dai Carabinieri di Agrigento che ha visto la Valle dei Templi al centro di un evento importante e raro, alla presenza di tanta gente che con molte meraviglie ha visto lo spettacolo. I militari dell'Arma, campioni del mondo di precisione in atterraggio del primo reggimento Carabinieri Paracadutisti Tuscania, si sono lanciati con un elicottero nel perimetro attorno al Tempio della Concordia. Con ognuno di sé una bandiera, ha colorato il cielo di verde, bianco e rosso, il tricolore italiano che è stato poi consegnato dal comandante Stingo al sindaco della città e resterà esposto presso il comune di Agrigento. All'iniziativa, inserito nel quadro di quelle di Agrigento, capitale della cultura, erano presenti anche i 9 sindaci finalisti del concorso, cui ha partecipato anche la nostra città, ma non ce l'hanno fatta, al fine di creare una rete turistica culturale, un regalo che il colonnello Stingo, che ha ricevuto la cittadinanza onoraria della città, ha voluto fare anche in considerazione che a giorni lascerà il comando della compagnia dei Carabinieri di Agrigento. Questa mattina abbiamo fatto sventolare nel cielo di Agrigento, sulla Valle dei Templi, sulla più bella città dei mortali, il tricolore italiano, la più bella bandiera del mondo. Siamo orgogliosi di averlo fatto noi, facendo volare questa bandiera, scortandola attraverso gli atleti, i carabinieri paracadutisti del primo reggimento Tuscania e consegnandola poi, donandola nelle mani del sindaco a futura memoria di questo legame imprescindibile tra i carabinieri e il nostro territorio, il territorio italiano, anche per suggellare il primo evento, la prima iniziativa dell'avvio di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025. Sindaco, un bilancio di questa iniziativa, di questa giornata, anche se ieri al teatro non è andata molto bene. No, al teatro è andato benissimo perché lo scopo mio era quello di riunire i 9 sindaci, in realtà sono riuscito a riunirlo, ognuno di loro ha espresso il proprio desiderio, e cioè quello di voler lavorare assieme ad Agrigento. Abbiamo dimostrato di essere veramente grandi, abbiamo dimostrato di essere inclusivi e sono riuscito a trasformare una competizione in una cooperazione. Nel 2025 andremo avanti tutte e 10 le città insieme e saremo tutte capitali italiane della cultura 2025. Sindaco di Orvieto, Roberta Tardani. Buongiorno a tutti, io rappresento un insieme di sindaci che abbiamo partecipato con grande impegno a questa candidatura a Capitale della Cultura 2025 che meritatamente, devo dire, ha vinto Agrigento perché hanno dimostrato in questi 3 giorni di essere una terra meravigliosa, accogliente, ricca di umanità. Però il ringraziamento è ancora più forte perché il sindaco di Agrigento ha voluto accanto a sé un capitale culturale che è rappresentato da noi sindaci finalisti, che è proprio il cuore della nostra Italia e la bellezza del nostro paese. Quindi grazie di cuore ad Agrigento, saremo a fianco alla città capitale della cultura 2025 per fare in modo che il messaggio culturale di Agrigento possa rappresentare la bellezza del nostro paese e la forza dell'Italia. Grazie a voi tutti. Grazie. Gianni Nuti, sindaco di Aosta. Un bilancio di questa iniziativa, cosa ne pensa e cosa ne pensa di questa iniziativa e cosa porterà in serbo di questa giornata, una giornata che ha visto anche il coinvolgimento del Corpo dei Carabinieri? Portiamo tanta ricchezza, tanta generosità, perché siamo stati trattati come dei principi da un sindaco accogliente, ma da una collettività, da una comunità preparata, degna di avere conquistato il titolo di Capitale della Cultura e anche aperta ad accogliere le altre candidate, perché consapevole del fatto che l'Italia è piena di ricchezze e che da soli non si va da nessuna parte, e invece creando una rete di relazioni, ma anche di scambi, ma anche di occasioni per promuovere il turismo insieme, si può valorizzare ciascuno dei partecipanti e insieme l'idea di un'Italia unita.